Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, ragazzi sono furioso, cioè io non so veramente Electronic Arts e FIFA cosa stanno fumando, so solo che ho perso tutti i salvataggi offline di FIFA, ma raga, stavo spaccando fuori tutto perché è veramente una rottura di coglioni immensa, io non so, non mi va foot modalità mondiale, adesso mi si cancella la modalità offline, io non lo so sinceramente, quindi ragazzi devo ricominciare da capo la modalità carriera. Allora cosa ho detto? A questo punto cambiamo storia, la storia del Leeds, facciamo finta che Cellino è arrivato al Leeds e ha puntato su Veneziano, stavolta non come allenatore, come football manager, ma come calciatore. Chiaramente non posso neanche prendere le robe del catalogo perché le ho già prese con l'altra cosa, quindi il giocatore è una pippa. E niente ragazzi, prima partita di Capital One, primo turno, siamo con Leeds. Attenzione, mamma mia, facciamo finta che si continua dopo l'esperienza a Verona e a Crotone, quindi dopo le due esperienze italiane, Veneziano e al Leeds United, però veramente ragazzi i coglioni girati, cioè in una maniera incredibile, meno male che ho fatto solo una stagione e mezzo, per carità di Dio, però senza i punti del catalogo, così con un giocatore veramente scarso, perché siamo a 69, da 73 comunque c'è differenza, speriamo di far subito tutto bene e di ritornare a un punteggio accettabile. Mi dispiace tanto ragazzi, ma questa è la sfiga comendiana, anche io voglio fare anche Ultimate Team mondiali, ma purtroppo non posso, perché non riesco a giocare a quella modalità. Praticamente mi scrive mi scrive quando cerco di supportare la squadra, clicco su Italia, mi dice il server non è disponibile e torna al menu principale, quindi proprio molto molto bene, grandi FIFA, grandi veramente. E niente ragazzi, questo è quanto, andiamo con il Leeds, la mia terza squadra nella modalità carriera dopo Verona e Crotone, speriamo di fare bene la Serie B inglese, il mio obiettivo è sempre quello di portare il Leeds in Serie A. Bravissimo, dai ragazzi, dai come, partiamo bene! Porca puttana, vaffanculo, che cross è, cross ignobile. Mi dispiace proprio tanto ragazzi, peccato. Più per i parametri, ecco, perché lo sa comunque ha un parametro un po' migliore, però meno male, dai, per fortuna ero ancora abbastanza all'inizio, però non avevo fatto 5-6 stagioni. Se no era molto peggio, dai. Cagarva. Ottimo l'inserimento dell'attaccante. Andiamo sta Capital One, sarebbe bello andare un po' avanti anche qua. Ha interrotto l'azione con un intervento direi tempestivo. Non un passaggio degno di nota. Kennedy. Bravo. Ah, che somma ragazzi, però. Non devono perdere la palla sulle fasce. Bella. E c'è il gol su assist. E vaffanculo 1-0 Leeds. E vaffanculo 1-0 Leeds. Kennedy. Sempre a livello esperto, chiaramente per l'inizio finché i parametri sono bassi. Avanza palla al piede. E porca puttana, arriva già un assist, molto bene. Adesso siamo già più esperti rispetto all'inizio della stagione col Verona, quindi possiamo crescere velocemente. Cerca i compagni in aria. Bravissimo, buttala via, molto bene, vai Leeds. Non perdiamola, grazie. Ecco, si parte dalla Serie B inglese per arrivare alla gloria. Vai Kume, il Kume se ne va. McCormack. Vai Kume, tira del Kume fuori! Sì, ha messo il piede troppo sotto il pallone. Porca miseria, porca di quella porca. Dai ragazzi, questi qua sono delle pippe. Dai. Bravo come. Mamma di cuore.
Potevano battere meglio questo calcio d'angolo. Dai, pressiamoli, dai, pressiamoli. Kennedy. Kennedy. Henderson. Si avvicina all'area. Clinton. Dai, Ocio. Si gioca per il Bravissimi. vantaggio. Ma dai, ma dov'è il fallo? Ma dai. Brutto, brutto, brutto. Per quanto violentissima finisce alle stelle. Murphy. Dai, Fioi, dai. Murphy. Grandissimo il dribbling del veneziano. Il dribbling di Veneziano, la mette in mezzo. Mamma mia, per poco arriva al secondo assist. Un Kuma comunque ispirato, dai. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. 1-0 alla fine del primo tempo. Sono stati 45. Ma dai, cerchiamo di fare un Sta golletto. per avere inizio il secondo tempo. Bravo Kume. Bravo Kume, il Kume se ne va, il Kume se ne va, il Kume se ne va. Si fa largo, prova il tiro. Tiro Però non completamente posso fuori tirare bersaglio. così male. Cioè veramente, ho capito che è scarso, però vedi qua mi servono i punti catalogo, però non è possibile che li scarichi una volta basta mai più, mi sembra una stronzata biblica. Cioè, vabbè. Se voi sapete un modo per poterli riscattare, io sono qua insomma. Ha fatto bene. Che fastidio, però che fastidio, madonna. Riesce a togliergli la palla. Cambio in vista per la squadra di casa. La 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 la. Madonna. E fallo dove? Ma va a fare il L'arbitro culo. ferma il gioco. L'allenatore sta cercando Che rabbia, questa roba devo trasformarla in prestazioni meravigliose. Passerà l'innesto di forze fresche. Ecco. Henderson. Occhio, fuori gioco, fuori gioco. Fuori gioco, ah porco. Fuori gioco, proprio mentre stava per involarsi verso la porta avversaria. Spondona bravissimo, Kuma, bravissimo. Dai come scatta. Dai, pressiamoli, pressiamoli. Eccola là, tac. Murphy. È riuscito ad artigliare un pallone tutt'altro Mi ha che anticipato semplice. molto bene purtroppo. Bravissimo Kuma. Paura che il gol non può arrivare, sono ancora veramente una pippa come parametri. La formazione ospite Vai Kuma, sta per calma. tirare in campo forze fresche. Attenzione! E sprega malamente. Sì, però non puoi tirare a sempre. Cioè, sì, dai. E questa sostituzione sarà un tentativo di difendere il vantaggio, di segnare ancora magari per mettere il Che risultato tiro della al minchia. sicuro. Bravissimi. Bravissimi. Cosa fa il Kuma? In porta, una vera Puttana camminata, ma miseria. il portiere in qualche modo è riuscito a respingere. Palla che finisce in corner. Questa è la statistica riferita ai tiri. Veneziano di testa, incornata meravigliosa. Dai che ci siamo. Di testa un compagno. Diouf. Bella anche questa, Ha peccato. conquistato palla con un intervento prodigioso. Però ci siamo ragazzi, ci siamo, il Leeds c'è. Possiamo toglierci diverse soddisfazioni. Murphy. No. All'ultimo istante. Il dato sul possesso palla sottolinea come la partita di oggi sia decisamente equilibrata. Bisogna vedere come viene sfruttato questo possesso. Bravissimo. Contrasto riuscito, la palla rotola via. Tong. Dai Fioi.
Risultato ancora in bilico quando manca ormai poco alla fine del match. Bravo Comando. Bournemouth. Non perderla, Si fa bravissimo. spazio. Bravo, ha fatto il massimo che poteva fare. Simula e vabbè ragazzi, bella partita è andata, speriamo di averla vinta. Ok. Dai, cerchiamo di migliorare il più possibile, anche se è dura perché... Vabbè ragazzi, io prometto che la metto una stagione se era bella la stagione col Verona e il Crotone, questa la prometto ancora più bella. Vediamo. Ok, adesso la prossima, vediamo se abbiamo vinto intanto. Bene, me lo dice lo stronzo. Abbiamo vinto 1-0, molto bene. Ok, allora la prossima si parte con la Premier e con la, scusatemi, con la Serie B inglese, col Championship, e partiamo in panchina. Raga, ripeto, mi dispiace tanto. Abbiamo già un assist, però, e questo è positivo. E niente ragazzi, un saluto dal Comendone veneziano. E niente, speriamo di avere più problemi con questi salvataggi e tutto, perché veramente se no basta, chiaramente basta FIFA, lo abbandono. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.